A Linguaglietta, un caratteristico borgo ligure del comune di Cipressa, c'è un edificio molto singolare, unico in Liguria, la chiesa fortezza di San Pietro. Ad un primo sguardo si fa fatica a capire che si tratti di una chiesa, ma l'elegante abside semicircolare trasmette un'incantevole atmosfera mistica medievale. La costruzione è un suggestivo intreccio tra architettura religiosa e militare. Nata come chiesa nel XIII secolo, su un preesistente edificio protoromanico, con la sua grande raffinatezza costruttiva è un vero gioiello dell'architettura antelamica. Infatti i conti Lengueglia finanziarono l'opera senza badare a spese, affidandola ai migliori costruttori dell'epoca, i magistri antelami. Verso la metà del XVI secolo, a causa delle continue scorribande dei pirati barbareschi, si decise di fortificare la robusta chiesa. Si rialzarono muri, si costruirono camminamenti, guardiole e caditoie per buttare pietre e liquidi bollenti. L'ingresso principale è quello originale. Il portone, fatto con assi di cipresso e chiodi di ferro, conserva una serratura cinquecentesca. L'interno a navata unica era in grado di ospitare molte persone. Purtroppo nei secoli si sono persi gli affreschi, ne rimane solo un piccolo particolare nel soffitto. Dalla sommità della cinta muraria, con lo sguardo si domina la valle del San Lorenzo, indubbiamente un buon punto di guardia. A Linguaglietta, la chiesa fortezza di San Pietro è un capolavoro architettonico ricco di storia e davvero unico nel suo genere.